Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, prima fila Ferrari con un Shumekumi devastante, ragazzi, veramente questa gara possiamo dominarla. Abbiamo un Hakkinen in sesto molto indietro e poi via via tutti gli altri, questa è l'occasione della vita, perché possiamo vincere il first mondial in the world. Ok, qua abbiamo tutto, perfetto. We're in anti-stall, clutch in and build some revs. Vai raga, partenza al palo. Possiamo dominare qua. Clutch out, we're green. Go, go, go. Frenzen purtroppo supera Rubigno, ma io posso dominare. Ho un passo incredibile, pole position dominata. Indianapolis può essere veramente un territorio di caccia esclusivo per il talentissimo che vuole vincere il first mondial in the third year. In un inglese perfetto. Dai, il terzo anno il mondiale sarebbe bello. Calma. Molto bene. Voglio il dominio Shumi Kume. Questa può essere la gara della consacrazione. Non della vittoria, ma della consecration. Mancano 2 gare, poi 2 gare. Il Japan and Malaysia. Primo giro andato. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Ok. Già uno è tornato a Barrichello e vuole la doppietta Ferrari. Dai che il costruttore è fondamentale per mantenere il contratto almeno per un altro anno. Molto bene. Gara perfetta per il momento, oserei dire. Dominio a Indianapolis per il momento. Boom. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Leggero bloccaggio. Hakkinen nono. Hakkinen nono. Calma. Sembra l'anno giusto, ma silenzio. Di questo nuovo corso mondiale. Questa nuova era. Dove è cominciata nel 1998. Non contano più gli albi d'oro precedenti, conta solo dal 98, dall'epoca, dalla belle epoque. Dalla belle epoche. Come indiana, scusate ragazzi, la tensione è tanta. No! Cagata, cagata. You've dropped into P3. Eccola qua. You've moved down the order Eccola into qua. P4. That's P4. Ecco la cagata, ragazzi. Ecco la cagata. Il Kume spara cagate nei commenti e le spara anche alla guida, non ci credo. Attenzione, meno male che non è successo niente. Diniz quinto, bravo Diniz. Buttato via tutto. Incredibile, ennesimo errore. Ecco, adesso basta sparare. Basta sparare cagate, come ti prego. Che portano sfighe. Stavo già pensando ai 10 punti. E tac, errore vergognoso.
Avevamo un gran passo, adesso non recupereremo mai. Vediamo. Mamma mia, il cume furioso, il cume furioso. Abbiamo il campione del mondo 98, Dev Kutad. Se ve la rimonta è impossibile. You've moved up to P3. Il passo è grandioso, ma Frentzen è a 4 secondi, Barrichello sarà a 6. Incredibile errore, incredibile. Ennesimo errore. Potevamo veramente ipotecare. Just 3 laps to go now. 3 laps. You've moved up to P3. Dai raga, Hakkinen veramente in crisi. Hakkinen 12esimo. Crisi nera di Michele. Crisi nera di Michele. Incredibile, stiamo buttando via il mondiale. Cioè, siamo sempre messi bene, però quella vittoria era quasi ipotecato. Incredibile, incredibile. Io ho i miei commenti da deficiente. Anche in radio il Kume Shumi ha tirato giù tutti i santi del calendario. Mancano 2 giri e un quarto. Forse Frentzen riusciamo a prenderlo, forse Barrichello la vedo dura. Buttare via una vittoria così è fastidioso però, eh. Boom, 2 ennesimo laps left. fastest. Next time by will be your final lap. Ennesimo fastest di una gara perfetta. Un testa a coda mi sta costando però la vittoria. Che nervi, che nervi. Anche in realtà ha fatto un testa a coda qua Shumi, però ha vinto comunque che ha un vantaggio incredibile. Mamma mia che sorpasso. Second place. You're in second place. Mamma mia che rimonta fenomenale del talento, dai. Ora c'è Barry. Lasciami passare Barry, ma non mi serve, me lo vado a pigliare io Barry. Mamma mia ragazzi, abbiamo un ritmo devastante rispetto agli altri. Non ha senso questo ritmo. Oggi il ritmo di Michael Schumacher è devastante. Schumacher. Vai, 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 vai. Boom, manco, This is mamma your mia. final lap of the race. Mamma mia come sto girando oggi. Voglio la vittoria, la merito troppo. Hakkinen 12esimo ancora. Incredibile, Barrichello sta sfruttando una cosa vergognosa. Eccoci qua. Deve essere doppietta Ferrari, ma con Schumi prima. E Barrichello. Non ci credo! Non ci credo. Non ci voglio credere il culo di Barry. E all'ultimo. Ancora. Vabbè, deve vincere Barrichello. Deve vincere Barrichello, incredibile, incredibile. Fuori Johnny Herbert. Fuori Johnny Herbert. Doppietta Ferrari, ma amara, amarissima. Va a cagare. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Well done. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. Va bene. Madonna, se perdo per questi punti qua mi girano i maroni, guarda.
Lo dico apertamente, raga, lo dico apertamente. Ok. E ok. Raga, siamo in Giappone. Pole position di Hakkinen, noi siamo secondi. Adesso la sfida è con Barrichello. Barrichello ha solo 2 punti da noi, eh. Quindi ragazzi, l'è dura. Hakkinen chiaramente se vince può rientrare per l'ultima gara, bisogna vedere cosa riusciamo a fare noi. Il problema, ripeto, è il Barrichello che ha -2 da noi, ragazzi. Barrichello stagione incredibile. Coulthard, Barrichello sesto, bene, bene, bene. E poi via tutti gli altri. Vediamo le condizioni meteo. Per fortuna è previsto sole per la gara odierna. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Io non guido più perché ho vinto il mondiale, no scherzo. Ma andiamo e speriamo bene. Sono abbastanza teso, sono sincero. Pop, 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 pop. Clutch out, Vai. we're green. Super partenza subito di veneziano. You're leading the pack. P1. Bruciato Michele. You've dropped brutta. down into P2. Try and Ok, take si è first back. buttato alla Push for the grande win. però. You've dropped down into P2. Try and take first back. Push for the win. Mamma mia che lotta. Le dura, le dura. No! Mamma mia. Bella partenza, bello più che altro scatto importante di Schumi, ma dopo Hakkinen sta dominando. Per i costruttori invece bastano pochi punti ed è vinto, raga, Penultima tappa del mondiale. Questa è la classica. Penultima tappa del mondiale. Credo che veramente in questa finale di stagione la Ferrari è devastante, Hakkinen invece nell'ultima parte ha fatto più fatica. Mamma mia, primo giro è andato, lotta pura con Mika Hakkinen. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Fastest di Michele. Barrichello è settimo, ragazzi. Con una vittoria è mondiale. Mamma mia. Vuole dar tutto il Kume. Kume veramente devastante, stagione memorabile. Hakkinen è un gran pilota, ragazzi. È dura. La Ferrari vuole il secondo titolo consecutivo sia piloti che costruttori. Bella, 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 bella. Vola, 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 vola la Kume. Ma la macchina come mi chiude? Devo frenare, mamma mia. Qua errore del Kume, Hakkinen. Rimane in testa e guadagna anche. Just 3 laps to go now. 3 laps. Barrichello sempre settimo. Grandissimo, come yellow flag. No! Non ci credo. Vai, vai, vai. You've dropped into P3. P3.
You've moved down the order into P4. Penalizzato, That's P4. penalizzato per il contatto, incredibile. Penalizzato. Penalizzato Shumi. Cume per il contatto, non ci voleva questa penalizzazione. You've moved up to P3. Dobbiamo ricostruire tutto, dobbiamo ricostruire tutto. Insomma, non può frenare, ho capito, ma non può frenarmi continuamente davanti, però. Mi chiude e mi frena davanti, mi chiude e mi frena davanti. Tanto Button sta volando, incredibile. Tra i due litiganti il terzo gode. Sì, ma non può frenarmi così Hakkinen, però. Incredibile, incredibile. Button se n'è andato ormai. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Button rischia veramente di vincere la terza gara in stagione. Cioè, veramente un Button devastante. Inaspettata questa Williams nel 2000 così. Con la vittoria era mondiale, con Barrichello così indietro. Ma guarda che continua a bloccarmi! Ma basta, mica! Niente, non riesco. Sportellate stile primi anni 90, ma. Eccola qua. Second place. You're in second place. Eccolo qua, è arrivato finalmente. Adesso però c'è Button e niente da fare. Rischiamo un altro secondo posto. Dopo penalizzazione per il Cume. E ha perso tantissime posizioni, ben 2. Da primo finito terzo, quasi quarto. Speriamo che l'ultima gara, raga, oggi finiamo la season. No! La perdo così, non ci credo. You've dropped into P3. P3. Ma cosa è successo? You've moved down the order. No, questo è un furto. Ma la macchina rimane in mezzo. You've moved down into P15. We're in P4. You've moved down into P. You're down. You're falling down the field. You've moved down into P20. P20 now. L'ho sempre fatta così l'ultima curva. La penultima prima della chicane. Incredibile. Incredibile. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. E Barrichello finisce terzo. Barrichello da settimo a terzo. Se faccio vedere anche la classifica e la prendiamo all'ultima gara. Barrichello davanti a noi adesso, non ho parola. Ragazzi, a una gara del termine la situazione è questa. 3 piloti possono vincere il mondiale. Barrichello primo 79, Kume Shumi 77, Mika Hakkinen 73. Tutti lo possono vincere, incredibile. Grandissime Williams con Button 35 e Ralf Schumacher 30. Primi punti per il campione in carica Ed Irvine. Una costruttori già vinta, almeno questo, quindi rimaniamo che il prossimo anno. E niente, raga, andiamo per l'ultima gara della season. Raga, niente di positivo. Coulthard, Hakkinen in pole, Barrichello sesto, noi 11esimi. Rischiamo di perdere il mondial all'ultima gara, purtroppo. Io ve lo dico. We're in anti-stall. Clutch in and build some revs. Barrichello, Schumacher, Hakkinen. Ci giochiamo tutto. Clutch out. We're green. Serve la solita partenza kumendiana. 8th. P6. We have P6. You have P5. P5.
You're down to No. P6, P6. Mamma You mia. have P5, Mi P4 butto. Il cubo si è buttato. position. You're in Grandissimo. fourth position. Partenza dei sogni. Siamo già quarti. You've moved up to P3. Non voglio fare i calcoli perché la matematica sono una pippa obesotta. Vinciamo la gara e siamo campioni. Questo mi interessa. Ah, chi nel secondo culto. Vuole finire bene la season. Finale di mondiale incredibile. 3 piloti possono ancora vincere il mondiale. Kumeshumi, Rubinho, Michele. Michele è quello più indietro in questo momento. Sono comunque davanti a Michele nella classifica irridata. Con Barrichello credo di sì, ma non lo so. Non voglio dire... No! C'è tensione, Beppe. C'è ipertensione. Ma il ritiro di Suzuka veramente rimane scandaloso perché... Good job. That was the fastest lap of the A race mio so far. parere non ho sbagliato niente, ma... Quella curva che ho sempre preso così in pieno mi dà errore. Mi vado a sbattere violentemente contro il guardrail, come diceva il buon Andrea De Adamis in F197. Se Barrichello supera Villeneuve, so cazzi. Devo assolutamente superare Michele. Anche perché David Coulthard se ne sta andando, David. La vittoria sembra utopica, utopistica, utopiana, utopese. Brutto errore, brutto errore. In questo momento non lo so. Forse siamo a pari punti con Barrichello. A pari punti vince chi ha più vittorie, quindi in questo caso almeno io sono tranquillo, però... Sì, Barrichello è proprio dietro a Jacques Villeneuve. Non riesco a prendere McLaren, ragazzi. Brutta, brutta storia. Per avere più tranquillità devo superare Mika Hakkinen, ma non riesco. Non ho passo. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Mamma mia, se Barry supera Schumi e supera Villeneuve è finita. Non riesco a prendere McLaren. Sembrano volare oggi. Mondiale senza un senso logique. Dai, 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 dai. Niente, niente. Hakkinen ha un passo migliore. Troppi punti ho buttato, bastava vincere a Indianapolis. E anche là errore inconcepibile, una gara che potevo dominare. It's incredible, it's incredible. Villeneuve è sempre davanti a Barry. Just 3 laps to go now. 3 laps. Niente, io Hakkinen non lo becco, ragazzi. Io Michele non lo becco.
Sempre 1,5. Il nostro alleato è proprio lui, Jacques Villeneuve, l'uomo con cui ho cominciato. Che tensione, Beppe. Ormai la vittoria è o Barry o Schumi. Hakkinen sembra fuori. Io addirittura sto perdendo adesso da Michele. Incredibile. Yellow flag incidente, incidente. Testa coda più che incidente. Bisogna capire che fa Rubigno. Sarebbe una beffa atrocissima perdere il titolo. 2 laps left. Next time by will be your final lap. 2 giri alla fine. 2 fottutissimi laps. Remanang. Ti prego, Jack, tieni duro. Pazzesco oggi non riuscire a superare la McLaren. Mamma mia. Mamma mia, raga, sono tesissimo. No! Barrichello sembra dietro a Villeneuve. E inizia l'ultimo giro. This is your final lap of the race. No, lungo. Tensione alle stelle. Sta finendo un mondiale a dir poco devastante, bellissimo. Attenzione Villeneuve, rompi i coglioni Villeneuve, attenzione. No, che può rientrare Barrichello, no che può rientrare Barry. Può rientrare Barry. Può rientrare Barry. Può rientrare Barry. Tanto doppietta McLaren, incredibile. Attenzione, se è l'ultimo ritirino, voglio capire. Tanto sta per finire il mondiale, Coulthard vince alla grandissima. Successo in bellissimo per David Coulthard. Noi siamo terzi, podio, bisogna capire adesso le classifiche. Forse teoricamente siamo campioni, ma voglio festeggiare insieme a voi più tardi. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive.
Cioè, se noi analizziamo, chiaramente noi guadagniamo 2 punti, quindi siamo a pari merito e con più vittorie, ragazzi. Siamo campioni del mondo, ma aspettiamo l'ufficialità della FIA. Aspettiamo l'ufficialità della FIA. Ragazzi, finisce il mondiale, chiudiamo 17 gare, 5 vittorie, 6 pole, 10 podi, 5 ritiri, pole totali, vince la coppiata veneziano Schumi Kubi con 6, Hakkinen 5, Coulthard 3, Barrichello 2, Button 1, Ferrari e McLaren 8 e Williams 1 pole. Il dominio McLaren-Ferrari. Vittoria, e questa è pesantissima, questa vittoria in più su Barrichello ci regala il titolo mondiale. Veneziano Schumi 5, Hakkinen Barrichello 4, Button 3, Coulthard 1. Scusate un attimo, ragazzi. Scusate, chiaramente telefono. E niente, raga, quindi Ferrari 9 vittorie, McLaren 5, Williams 3. Raga, classifica costruttori, la vinciamo con 162 punti su 196 di McLaren, 65 Williams alla grande, 32 Baronda, 22 Jordan Mugen, 6 Benetton Play Life, 5 Sauber Petronas, 5 Jaguar Cosworth, 2 Arrows Superdeck. Classifica piloti, Veneziano Schumi 81, Barrichello 81, Hakkinen 79, cioè 3 piloti in 2 punti praticamente. Cioè, pazzesco, vinciamo noi. Vince la coppietta Schumi-Kume per una vittoria in più. Qualcosa di incredibile sto mondiale 2000, pazzesco. Lo portiamo a casa così. Sono strafelice, stracontento. Anche il prossimo anno siamo in Ferrari. E niente, solo chiaramente per mantenere la Ferrari, anche se poi posso decidere io di cambiare squadra, devo fare un'altra vittoria a costruttori. Non serve la piloti perché l'obiettivo era chiaro. In 2 anni un piloti e 2 costruttori. Ci manca il secondo. Costruttori, raga, un saluto del comandante veneziano, ci becchiamo per la stagione 2001. Ciao campioni!